Dal 21 settembre al 12 ottobre gli spazi del palazzo Charming Santa Fosca ospitano la mostra Art Ambassador a Venezia, organizzata dalla DEM International Venice Art Gallery. La rassegna è curata da Elena Petras-Duleba, gallerista e Art Cultural Manager della DEM International Venice Art Gallery, ed espone alcuni maestri e artisti emergenti provenienti anche dal contesto internazionale. Si avvale della partnership di AVA, Associazione Veneziana Albergatori, Consolato dell'Uruguay e Charming Santa Fosca. Diventare un ambasciatore dell'arte permette agli artisti di intraprendere un percorso di riconoscimento e visibilità che consentirà loro di avere accesso agli spazi espositivi dello Charming Santa Fosca, nel cuore di Venezia. Dopo le mostre nelle prestigiose sedi della Scuola Grande di San Teodoro, a Casa dei Carraresi a Treviso, oltre ovviamente a quella della Venice Art Gallery di Mestre. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nel palazzo di Charming Santa Fosca, qui nel centro storico di Venezia. È una mostra importante, è la terza tappa del progetto Art Ambassador 2024, che questo bellissimo palazzo ospita, fortemente voluta dall'Associazione Veneziana Albergatori, Charming Santa Fosca e il Consolato dell'Uruguay, che sono i partner che hanno deciso appunto di collaborare con la DEM International Venice Art Gallery per questa importante esposizione. Questa che vedete qui è soltanto l'assaggio di una mostra che poi proseguirà dal 24 ottobre al 24 novembre con una grande collettiva che sicuramente speriamo supererà il successo di quelle di Casa dei Carraresi a Treviso e della Scuola Grande di San Teodoro a Venezia, che sono state davvero visitate da tanta gente e numerosi turisti. Oggi appunto questa mostra inaugura il progetto Art Ambassador a Charming Santa Fosca con un'esposizione dei maestri in esclusiva della DEM. C'è il grande ospite d'onore, il maestro Alexander Kanevsky, che è appunto un grande maestro in esclusiva della DEM da molti anni, come un bellissimo omaggio storico a Giampaolo Minotto. E poi in esposizione, insomma, ci sono i maestri d'arte della DEM International Venice Art Gallery in esclusiva e presenti davvero in molte esposizioni. Ma dove ci troviamo? Che storia ha il palazzo di Charming Santa Fosca? È antica ed è affascinante qui a Venezia e per questo motivo ce ne parla Ciro Perin, che è storico e critico d'arte, professore alla scuola secondaria di secondo grado. Allora, presentaci un po' questo incantevole palazzo veneziano. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Incantevole palazzo veneziano, sì, giusto, un'opera, uno dei classici edifici veneziani, denso di storia, plurisecolare, attiguo a questa bellissima chiesa. Un palazzo che rimarca le caratteristiche architettoniche dei palazzi veneziani. Se notate bene, il classico ingresso, poi il piano nobile, e questa è una sala che è sicuramente una sala del piano nobile ed è un piccolo scrigno perché si possono intravedere i segni dell'età, per esempio guardando il soffitto, guardando la trabeazione del soffitto. Tutti gli eventi che la DEM ha organizzato all'interno di Art Ambassador hanno avuto a che fare con la storia. Ca dei Carraresi, Treviso, San Teodoro, Venezia. Quindi
un palazzo storico importante che si iscrive all'interno delle tipologie del palazzo storico veneziano. Chiaramente c'è una substrattazione di epoche osservando questo palazzo, basti pensare alle travature e alla luce elettrica, quindi già capiamo che ci sono degli scarti in termini secolari. Ma è sicuramente un palazzo che riveste un'importanza capitale anche perché si trova vicino alla chiesa del Campo Santa Fosca e quindi è un palazzo che ha visto passare la storia. Ma c'è qualcosa in più. Nel centro del campo c'è una statua, che è quella di Paolo Sarpi. E quindi non c'è solamente la storia dal punto di vista architettonico in questo campo, ma c'è anche la storia legata a questo grande uomo, questa grande figura. Quindi, palazzo storico, in pieno centro storico a Venezia, è tutto un gioco di storia. Mostra di artisti storici legati alla DEM e di artisti emergenti e mostra che si iscrive all'interno di quella di quel grande ventaglio di eventi culturali che oggi sono presenti a Venezia, prima fra tutti la Biennale. Quindi questa mostra non è solamente una celebrazione di un progetto, non è solamente la celebrazione di artisti, del loro talento, ma è anche una celebrazione della cultura con la C maiuscola, perché è un'ulteriore possibilità che viene offerta a quelle migliaia di turisti che vengono a Venezia a vedere Venezia, quindi palazzi storici, e chi sale queste scale si gode la bellezza del palazzo storico e si gode la bellezza dell'arte. Scende giù, magari va in direzione verso San Marco, arriva in piazza San Marco e si gode il salotto più bello del mondo, come ha detto un tale che è passato qualche secolo fa a Venezia. E quindi una esposizione che tocca tanti aspetti: la storia, la cultura e l'aggregazione, perché appunto essendo assieme alla Biennale e ad altri eventi un evento artistico, dà l'opportunità di far crescere persone in ambito artistico e culturale. E quindi una persona che viene a Venezia veramente non sa dove guardare, non sa dove andare, perché qui tutto è cultura, tutto è arte e lo Charming è uno di questi esempi, uno di questi epigoni, e gli artisti che sono qui presenti contribuiscono a mantenere vivo questo ventaglio culturale che non può fare solo che bene alle persone. Grazie. Grazie. Allora, volontà dei partner è sempre stata quella di promuovere gli artisti al pubblico e ai turisti. Artisti importanti, appartenenti a diverse correnti artistiche, dal figurativo all'astrattismo, maestri del colore, grandi maestri di cui ci accenna Maurizio Favaretto, che anche lui è storico e critico d'arte, è stato professore di 2 licei artistici veneziani. Allora, che cosa possiamo ammirare alle pareti? Ecco, io forse vi stupirò un po', perché in qualche maniera io gioisco del fatto di vedere pittura di qualità, di persone che con l'astratto e col figurativo, indifferentemente, vanno incontro alla bellezza. E arte e bellezza sono due parole che non si possono dividere. E noi deriviamo dal Novecento, dove è successo un po' di tutto e di più, e tutto sembrava volgere contro la bellezza. Adesso finalmente che vedo che la gente si è un pochino sbarazzata di certi slogan, di certi comportamenti, insomma, che sono stati ereditati dal Novecento, piano piano riemerge la bellezza.
E io sono contento della qualità di questi artisti. Bisogna dire una cosa, perché in qualche maniera sembrano che le cose siano fatte, scritte. Secondo me un vero racconto del Novecento non è stato ancora fatto. Provate a immaginare una cosa. I film americani, così, dagli anni 30 in poi, che trattavano di, diciamo, indiani e soldati americani, ecco. Cowboy. Ecco. Cosa vedevamo? Vedevamo in questi film che gli indiani erano i cattivi e che i soldati dovevano sterminarli. Poi è cambiato. Poi a un certo punto sono venuti fuori altri film, Soldato Blu, insomma, dei film che in qualche maniera hanno rovesciato completamente la storia. E i buoni erano gli indiani. Allora, perché vi racconto questo? Perché l'Europa è la madre di tutte, diciamo, le evoluzioni culturali del pianeta. Se voi andate in Cina, in Giappone, in tutto l'asiatico, dove si sa che ci sono culture millenarie, vedete che tutti gli artisti di quei paesi si stanno volgendo all'arte europea. Solo che stanno facendo a volte l'arte che noi facevamo negli anni 40, 30, 50 del secolo scorso. Noi stiamo abbandonando forse quelle proteste. Allora voi immaginate che fino agli anni 20 l'Europa possedeva tutto il pianeta. Soltanto gli inglesi avevano quasi un terzo del pianeta. Poi i francesi, poi i tedeschi, gli olandesi, i portoghesi. Allora praticamente le colonie erano, come si può dire, una cosa che ogni paese europeo si dotava. Anche gli italiani hanno tentato. A un certo punto nell'opinione pubblica è successa una cosa abbastanza aspettabile forse. Le persone più intelligenti hanno cominciato a pensare che non era tutto buono e che andare in questi paesi e fare guerre, sterminarli e portargli via le loro cose non è un granché. Vi faccio un esempio, mi sembra nel 14, 15, no, forse prima, anche 13, hanno inventato il Museo Etnografico di Parigi, che è stato un punto di riferimento per una marea di artisti. Allora, cosa avevano questi artisti? Erano contro l'Europa, cioè protestavano e piuttosto dipingevano, scolpivano cose che facevano gli indigeni di tutti questi paesi. Ecco che all'inizio del secolo viene fuori l'arte primitiva, di nuovo, con Picasso in prima linea, Brancusi, tanti personaggi hanno avuto questo, diciamo, innamoramento, no? Ma se voi guardate gli artisti cioè coetanei che sono nati nello stesso periodo di questi che facevano il primitivismo, erano Klimt, Sorolla, Sargent. Allora voi immaginate che ci sono le esposizioni universali di Parigi, Barcellona, Londra. Secondo voi c'era la mostra di Kandinsky o di Picasso in queste esposizioni? O c'era la mostra di Klimt? Però nella storia sembra che, per esempio, gli anni 20 sono gli anni dell'astrattismo. Avete mai visto, avete mai capito dove facevano le mostre questi artisti? Beh, Mondria non l'ha mai fatta. Mondria viveva in una casa che era a metà di questa stanza. Non ha mai venduto niente e non ha mai fatto mostre che di un certo rilievo. Però noi ci siamo messi in testa che gli anni 20 sono gli anni dell'astrattismo e quindi praticamente noi pensiamo che se fossimo lì in quel periodo vedevamo momenti astratti dappertutto. Non è andata così. E però ce l'hanno contata, ce l'hanno raccontata. E io ho fatto l'insegnante una vita e a un certo punto, non volendo più, per fare un'idea, non volendo più seguire
i disciplinari di Gentile, che era fascista, ministro della cultura. Allora a un certo punto bisognava andare in cerca di altrove. Allora tutti quanti hanno cominciato a pescare sulla Bauhaus. Allora, un personaggio molto importante, diciamo così, si chiama Itten. Itten ha scritto una teoria del colore. Ma quanti l'hanno letta? Io me la sono letta. E ho cominciato a vedere che sto qua di cosa sta parlando. Cioè, ci sono elementi della cultura ebraica, poi elementi tibetani, mescolati con cose dell'epoca. C'era tanto Steiner, Rudolf Steiner, ma non si capiva niente. E però era d'obbligo e tutti arrivavano con questo libro in tasca come dire io sono avveduto, io sono che seguo i tempi, questa è la modernità. Allora una studentessa mi viene di primi giorni, così che ci vedevamo, professore ho il libro di Itten, il cestico è lì. Ecco, questo era. Quindi un complimento ancora per il fatto di lavorare così bene e di, come vedo, coltivare la tecnica. Grazie. Bene. Allora, protagonisti di questa esposizione sono sia grandi maestri d'arte, ma anche artisti emergenti. Qui abbiamo Giorgia Pollastri, che è dottoressa, critica d'arte, nonché scrittrice, che ce li presenta. Art Ambassador Santa Fosca è il percorso che la International Venice Art Gallery sta facendo ormai da 1 anno e mezzo con grandissimo successo. Essere arrivati a Venezia in questo antico palazzo nel periodo della Biennale è voler dire c'è la Biennale, ma c'è anche tanto altro di arte a Venezia. E la DEM International Venice Art Gallery non poteva perdere questa occasione per presentare i suoi artisti. Ospite d'onore Alexander Kanevsky, che da ormai parecchi anni la nostra Elena ha selezionato fra i grandi del mondo ed è riuscita ad averlo in esclusiva per farlo conoscere a noi italiani, un personaggio di grandissimo rilievo con opere, come ci diceva il nostro Siro Perin, che hanno una profondità veramente incredibile. Un ricordo particolare per Giampaolo Minotto. Giampaolo Minotto ha lasciato delle opere veramente valide, le ha lasciate per noi tutti, per noi cittadini, per noi amanti dell'arte, e la Elena con la galleria continua a riconoscere il valore di questo grande artista, questo grande maestro. Carlo Jalic, Nicola Furlan, Sandro Pavan, Eugenio Bertin sono 4 autori fondamentali che sono le pietre miliari di Venezia, del Veneto anzi. E credo che la vostra presenza come artisti, come maestri, come portatori di arte per noi pubblico, per noi cittadini che abbiamo l'opportunità di godere della bellezza che voi ci offrite, sia una cosa grandissima. Quindi grazie tantissime. Poi abbiamo dei giovani, ho citato 4 artisti maschi e ho tenuto da parte
Anna Urbani de Geltov, perché è una femmina, ma non perché l'arte femminile e l'arte maschile siano diverse, solamente per rimarcare ulteriormente la grande opportunità che la Dame Venice Art Gallery, nella persona di Elena, ha avuto nel dare spazio ad un'artista femmina. Poi abbiamo Aklima Mardenova, Andrei Nistor, Diane Lannaro, Rossano Artioli, Regina Mauself, tutti giovani emergenti che in questo luogo, non solamente il luogo fisico di questo palazzo, ma anche in questo luogo fisico che è la Venice Art Gallery, stanno trovando uno spazio per far vedere le proprie capacità. Sono nuovi, sono giovani, è giusto che abbiano delle opportunità di espandersi e di uscire dal loro guscio, perché spesso i pittori, almeno da quello che conosco io, amano tanto stare nel loro guscio, chiusi. D'altra parte sono artisti, devono lavorare, non possono andare a fare gli sponsor di se stessi, e quindi servono persone come Elena che faccia questo. Quindi un grandissimo complimento a tutto lo staff della Dame Venice Art Gallery, i presenti, quelli dietro alle quinte, ma più di tutto ad Elena, che invito a venire qua. Sì, infatti diciamo l'ideatrice di questo progetto Art Ambassador, che ha iniziato, è stato inaugurato con Casa dei Carraresi a Treviso e proseguito alla Scuola Grande di San Teodoro, e grazie ai rapporti con l'assessore Mar del Comune di Venezia è stato inserito nel palinsesto delle città in festa. Appunto è stato accettato perché la creatrice ha avuto ispirazione e una brillante idea nel proporre questa serie di collettive. Per cui a lei la parola. Chiamo qui appunto Elena Petras-Duleba, che è fondatrice della Dame Venice Art Gallery dal 2016, è International Art Cultural Manager e ha trasformato, diciamo, una galleria in una casa dell'arte per gli artisti di respiro internazionale. Onorata e felice lieta di vedervi, grazie a tutti i presenti, grazie a tutto lo staff, al comitato scientifico della Dame Venice Art Gallery, Siro Perin, professore Maurizio Favaretto, Giorgia Polastri. Grazie a tutti i maestri che da anni sono fedelissimi alla Dame Venice Art Gallery, che con le loro opere e il loro talento ci hanno arricchito moltissimo le nostre sale espositive da sempre. Un applauso per tutti gli artisti partecipanti di oggi. Io voglio ringraziare Franco, Dumitru, Alvise, Filomena e tutto lo staff della Dame che sono dopo le quinte a seguirci. Ringrazio sempre per la loro qualità professionale e il loro impegno giorno per giorno. L'arte è puro, è vero, una forma di connessione attraverso cui la ricerca, il pensiero creativo in varie forme espressive ci permette a dare vita attraverso il lavoro di ogni artista in un affascinante equilibrio e bellezza.
Lo spirito che anima le opere in questa mostra è l'emozione che ogni artista ci mette con il suo talento. Mi piacerebbe ringraziare ogni artista che ci mette e dona la vita a ogni sua personale opera per attingere e coinvolgere attraverso i nostri sensi più profondi la sensibilità attraverso l'immagine visiva che può produrre con affascinante equilibrio di bellezza a toccare il senso della poesia che fa nascere la musica mentre si guarda un'opera d'arte. Ogni artista ci mette una parte di sé e questa mostra qui oggi porta in sé non soltanto l'equilibrio della bellezza, porta in sé le emozioni vere e proprie. Una parte di ognuno che trasmette una vibrazione attraverso i suoi colori, ognuno con il suo stile e tecniche diverse, ma che ci emoziona. Quel percorso che un artista ci lascia la traccia con le sue opere, spero che oggi possa sfiorare le nostre anime, arricchirci con un'emozione positiva in più, che possa portarvi la pace, che possa portarvi un affetto di amicizia per quelli che ci sono intorno a noi, un affetto d'amore, un portapensiero positivo per voler bene, per essere più positivi nei nostri pensieri che portano sempre nella dimensione di portare vibrazioni intorno a noi nel mondo che viviamo giorno per giorno, a portare la luce e l'amore con l'arte e intorno all'arte. Mi auguro che questa mostra possa portarvi di quella positività e gioia che possa contemplare nella vita di ognuno di voi la gioia e un mondo migliore, che possa veramente gioire non soltanto con l'arte visiva, ma anche di essere stessi parte delle stesse opere, delle stesse emozioni e condividerlo, perché l'arte è condivisione. Vi ringrazio molto per l'attenzione, per essere presenti e che sempre siete fedeli a seguirci. Vi invito tutti a visionare questa bellissima mostra collettiva. Restate sempre con noi, con l'augurio che veramente questa inaugurazione di Art Ambassador 2024 possa portare un positivo augurio di ogni bene per sempre. Grazie. Grazie ancora. Restate sempre con noi per le prossime avventure. Grazie.